Buongiorno e benvenuti all'Almanacco. Oggi è giovedì 23 luglio 2026. Il sole sorge alle 5:58 e tramonta alle 20:14. La luna sorge alle 14:15 e cala a mezzanotte e 32. Oggi è il giorno di Santa Brigida di Svezia. Il nome Brigida è un nome che viene dal celtico e significa alta, forte ed eccelsa. Il 23 luglio è la festa nazionale dell'Egitto per la commemorazione della rivoluzione egiziana del 1952, che portò all'abolizione della monarchia e alla nascita della Repubblica. La rivoluzione del 23 luglio fu d'esempio per molti altri paesi arabi ed africani che combatterono per abbattere regimi monarchici in favore di forme di governo repubblicane, più moderne e progressiste. Tanti auguri a Daniel Radcliffe, che oggi compie 37 anni. L'attore britannico, diventato una star mondiale da bambino vestendo i panni di Harry Potter, ha saputo costruire una carriera coraggiosa ed originale, spaziando tra il teatro di Broadway e film indipendenti di grande successo e dimostrando di essere molto più che il maghetto che tutti abbiamo amato. Festeggia 37 anni anche Edoardo Monilari, eccellenza del golf italiano. Insieme al fratello Francesco ha scritto pagine storiche di questo sport, vincendo la Coppa del Mondo nel 2009 e partecipando alla leggendaria Ryder Cup, un esempio di dedizione e precisione per tutti i giovani sportivi. Ed infine auguri per i 44 anni di Arisa. La cantante lucana, dalla voce inconfondibile e dalla personalità eclettica, ha vinto per ben 2 volte il Festival di Sanremo, nel 2009 tra le nuove proposte e nel 2014 tra i big. Ma oltre alla musica, Arisa si è affermata come personaggio televisivo amatissimo, giudice infatti di talent show e persino ballerina provetta. Sapete quanto può scrivere una matita in chilometri? Non si direbbe a vederla così piccola, ma in media una matita può tracciare una linea lunga più di 56 chilometri, oppure scrivere circa 50.000 parole. Adesso non avete più scuse, vi bastano un foglio di carta ed una matita per dare inizio a storie meravigliose. Benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con le stelle. Mancano pochi giorni al weekend. Vediamo come si presenta questo giovedì di luglio. Ariete. Siete pronti a recuperare terreno. Se nei giorni scorsi c'è stato qualche rallentamento, oggi ritroverete la grinta ideale per superare ogni ostacolo. Toro. Il cielo vi invita alla concretezza. È la giornata perfetta per mettere i puntini sulle i in un progetto di lavoro o in un accordo importante. Gemelli. Sarete particolarmente brillanti e chiacchieroni. Usate questa grande parlantina per fare colpo su chi vi interessa o per risolvere un piccolo malinteso. Cancro. Continua la vostra scia fortunata. Siete avvolti da una bellissima energia che vi rende empatici, magnetici e sensibilissimi alle occasioni. Leone. Un po' di stanchezza potrebbe farsi sentire. Non pretendete troppo da voi stessi oggi e delegate quello che potete. La serata richiede relax. Vergine. Sarete dei collaboratori preziosi. La vostra capacità di fare squadra sarà notata e apprezzata dai superiori o dai vostri amici più stretti. Bilancia. Vietato farsi prendere dall'ansia da prestazione. Avete tutte le carte in regola per riuscire nelle vostre imprese, dovete solo crederci di più. Scorpione. Splendido slancio verso il futuro. Il cielo favorisce i viaggi, gli spostamenti e tutto ciò che vi permette di evadere dalla solita routine. Sagittario. È una giornata utile per fare ordine nei conti o nei contratti. Una volta sistemate le questioni noiose, vi sentirete subito più leggeri. Capricorno. Le relazioni restano in primo piano. Oggi cercate di non essere troppo rigidi con il partner o i collaboratori. La flessibilità sarà la vostra arma vincente. Acquario. Sarete sommersi dalle piccole cose da fare. Organizzate bene il tempo per non arrivare a sera con il fiato corto, ma non dimenticate di sorridere. Pesci. Che si tratti di un amore storico o di una nuova simpatia, lasciatevi guidare dal cuore senza fare troppi calcoli. Che sia per tutti un giovedì straordinario. L'appuntamento con gli astri torna domani.
Si trova nella costellazione del Cigno a 1400 anni luce da noi. Il 23 luglio del 2015 la NASA ha annunciato la scoperta di Kepler, il pianeta più simile alla Terra mai osservato prima. Definito spesso il cugino anziano della Terra, Kepler gira intorno ad una stella molto simile al nostro Sole e potrebbe avere le condizioni ideali per ospitare persino l'acqua. Sembra che la propensione a desiderare ciò che non abbiamo abbia un modo di dire il tutto suo. The grass is always greener on the other side, o come diciamo noi italiani, l'erba del vicino è sempre più verde. Questo ci ricorda quanto spesso siamo convinti che la vita degli altri sia perfetta, dimenticando che ognuno combatte le proprie battaglie invisibili. In un mondo che non le dava ascolto, Amy Winehouse combatteva una doppia battaglia contro i propri demoni e l'indifferenza. Amy trovò conforto nel blues, un talento naturale che la portò al successo mondiale con l'album Back to Black. Purtroppo il suo cuore fragile non resse il peso delle dipendenze e degli eccessi. Il 23 luglio 2011, infatti, Amy fu trovata senza vita nella sua casa di Camden Square, lasciando un vuoto incolmabile nella musica mondiale. E ci salutiamo con la nostra amata frase del giorno, oggi con una riflessione sull'ironia. Normalmente bisogna morire per essere riabilitati. È tempo di concludere questa puntata, ma non dimenticate di tornare domani sempre qui sugli stessi schermi, allo stesso orario, per iniziare insieme un nuovo giorno. Io vi auguro una buona giornata, a domani, dalla vostra Jaire.